Salute a tutti e benvenuti su Telediario. 106 kg de marijuana sequestrados e 8 personas arrestadas este su resultado de duas diferentes operaciones antidroga fatte dai carabinieri della compagnia de Siniscola. Os militares hanno cassado duos campos plantados a marijuana in sartu de vitti de Siniscola e de Torpe e hanno arrestato os massaios che contipizzavano sorfundos. As operazioni sono state esplicate questo Manzano in una conferenza in stampa dai su capitano Andrea Senes, comandante della compagnia de Siniscola, computando su territorio os carabinieri sono resissioso a accattare questo campos prantaos a droga, postos in zasso ormalos a trabicare e non fi facile all'orbier manco da elicottero. Su prima stavo accattau dai carabinieri in località de Lochillà in Santa Lucia a poca distanza dai Sardommos. Os controllos hanno permesso vinar de cassare chi contipizzava sorfundos Massimiliano Sania de 30 chimbannos e Salvatore Argiolar de 37 allevadores. In Domodesanna os carabinieri hanno accattau 53 kg de vozar de cannabis zai siccada che si stata sequestrata per is attrezzature impreata pro traballare sa droga. Noi sti stau vazzile pro si squadriglia de os carabinieri de Montepizzino a accattare sa droga e so responsabile sca sa prantaia iat un impianto di irrigazione a Guttia e sti stata abbandonata a postir de su messonzu. Prosu che per toccat invece sa prantaia torpeina os militares hanno arrestato a Marino Antonio Corda de 46 annos e Michele Varris de 44. In sinteri de servizios appositos os carabinieri hanno accassato sul fundos prantaos in unu terrino de unu pensionau chi noi schia nudda. Sos duos homines andavano allo scomputare proprio cormenutos a Sadieca aian posto un sistema di irrigazione automatico ma sunista os cassaus in grimine su Mattessi. Os carabinieri hanno accattau 360 vundos o Arthur 2 metros o in totu cana sequestrau 63 kg de marijuana e accabada sar formalidades os torpeinos che sunistaus iutos a Badu e Carros. Su corridores hanno accattau morto a Massimo Collu, su barista de 43 anni, schierisero est intrau a impogliare a sumare de Budoni in sa costa nord orientale de sa Sardigna e no est siu prus, est stau suvrade a dare allarme sos homines de sa capitaneria de Porto de Olbia, sos carabinieri de Budoni, sos pompieris, sas squadras de volontarios, sos amicos l'hanno chircau totu sa notte vinzas a custu Manzano, vinas a cando no est stau accattau morto in mare. Este de omicidio preterintenzionale a secur de rapinas, ipotesi de su PM de sa Procura de sa Repubblica de Castellus, Andru Pili, chi custu Manzano ha aperto un vascicolo de indagini supra sa morte de un'anziana residente in Pirri. Giuseppina Azzeni, 83 anni, è morta su 3 de agosto in Sispidale Brozzo, vit stata accattata su 22 de tribulas in su pianerottolo de Domusua, che indunanca truncata, offerta a Conca. Sa famiglia dai diretto un accretio a una ruta de sa Vemina Sau in Bezzese chi la iana iscutta è morta. Questo Manzano su PM ha avviato inchiesta pro come che si è indagato pensando a omicidio preterintenzionale. Sa femmina è stata barrata sempre grave è morta pro fertasa ma è stata proprio issa a contare chi i duoso rapinador la iana iscutta in su pianerottolo de Domosua. Contierra intre su deputato desel Michele Piras e su governatore Cappellacci su prasa missione istituzionale a Dubai de su presidente della regione. Piras ha attaccato su governatore accusandolo di andare chi su turbante chi su praterendu in mano a pedire sa limusina a Sose Miroso e a Sosi Sheikor de turno a disponimento bisogno terreno si spiaggia paesaggios o a chi è pro chi è la spodete comporare per chi la podete fa che menzusu però fa che scarchi cosa basta chi sia tannau pira speri a gettare pezzi cimento diretto però ha risposto su portavoce del suo presidente Alessandro Serra in sintesi chi pirasa trocche su murru pro turbante non resistiti a abbandonare invece su colbacco e su vacchile eredità desormerese politico antepassao suoso forse se stai soschidi a de per facere carchi di manda supra simpreu de su territorio un'ata a serre supra sosi seperos chiana sempre fatto i separare sossardoso intre postor de traballo e salute, sicurezza e godimento de s'ambiente. E come non firmamo un'iscutta. Nella nuova sede Will di Nuoro, in via Aosta 1,
Ogni risposta alle esigenze e soluzione ai problemi dei cittadini iscritti e non iscritti. Ogni giorno in orario d'ufficio, l'Ital a titolo gratuito presta assistenza per disoccupazioni, cassa integrazione, pensioni, assegni familiari, reversibilità, immigrazione, eccetera. Il CAF è a disposizione per denuncia dei redditi, buste paga per badanti e ogni problema di carattere fiscale. Lo sportello handicap è a disposizione per ogni informazione e guida riferita alle disabilità ed ogni diritto esigibile in materia. L'ufficio Vertenze interviene in ogni tipo di conflittualità in ambito lavorativo e familiare. La UIL è a Nuoro, in via Aosta 1, telefono 0784 36 241. Mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te. S'approvazione promittia dai su governo de un piano prosa domo de 15 miliardi di euro aggraditi a Confartigiana o Sardegna, che in questo mese è stata denunziata più di una volta la derrota del settore edilizio, ma s'assozio pediti a esecutivo de non muzzare sos incentivos pro su risparmio energetico e sa ristrutturazione che in questo anno hanno tornato a medas aziendas in difficoltà. Sa Confartigianao sottolinea che sa difficoltà che sa famiglia italiana a Nappiu pro in questo anno pro si può comporare una dommo. In sos primos 3 mesi del 2023 chi sa vendidas in Italia sono peggioradas. In Sardegna speius puri scrivete Confartigianao che sono minimadar de su 3,8% rispetto a su 2002 chi ne chi per desur mutuos chi sono sos prus caros in Europa. Dunque sanas associus a situazione del settore edile imponete intervento differentes. Benevegno su piano de 15 miliardos annunziato del suo governo pro agevolare sul mutuo a famiglie e imprese, ma non bisogna dimenticare la detrazione fiscale e pro la ristrutturazione. Sa CISL Sarda torrata a faveddare desa avvertenzia supra sos servizios o pros impiego pedinde chi sa provincias adottene totus os attos pro torrare a assumere sos operadores desor CSL e desor CESIL. In questo mese di agosto morbidus applicazione desa legge regionale e desa deliberar de giunta anausu segretario regionale desa funzione pubblica desa CISL Davide Paderi, s'agenzia regionale a traballau e a Zai Virmau che 90 contrattos de traballo a tempus determinau che sos operadores che sono tornando in servizio in Custardiese e l'ha fatto proprio in Sardier de Mesagustu a primor de su mese. Un usinzale importante a Sichiu Paderi che ha timpinnau medas professionalità dell'agenzia regionale proprio vinzas in Sardier de Mesagustu. A Dolumannu concluiti Paderi in Sas provincia de Castello de Tattari e de Gaddura galuno battapiu zinzales pro isbloccare sos contrattos. Sa trumba è su Vlicorno de Paolo Vresiana incantato amantioso de jazz chi è risero in Sadomo de Grazia de Ledda in Nugoro sono accudios a su concerto che ha aperto su seminario Nuoro Jazz arribao a 625 edizione. Su musicista de Berchidda che è presidiatore e su direttore artistico de sa manifestazione ha accompagnato a formazione desor Gaia 4 naschia in su 2003 desa doppio desa violinista Aska Kaneko e su percussionista Tomohiro Yahiro d'ornumanese famao de su jazz giapponesu che su pianista Gerardo Di Giusto e su contrabbassista Carlos Buschini e amboso argentinoso. Su concerto è stato aperto da esibizione de su sestetto Domo de Nive formao da escursistas de su 2002 che Alessandro Pardi bocche e pianoforte, Jaime Mannias flauto e percussione, Davide Guiso flicorno e trumba, Alain Patitoni chitarra, Cristian Pepe basso e Giovanni Angelini batteria. Quest'anno puru è stata rispettata la tradizione che cherete sormenzusu allievo de sos cursos passaoso pro aperrere sos concertoso pro su chi pertocata sa didattica de su seminario sichini sos cursos pro plur de kentu dischentese sa su bonus unu de continente e sa attività didattica lor viene impinnaoso pro 8 oras a sadie. Come nos tornamos a firmare. In una vida come te a Núgoro, que isquimos todo e todos, que ajudamos os amigos, e uvesemos a patria e a valentia, ma iuve in Núgoro non donamos o sangue per chi ha bisogno, la valentia ponimolo per aiutare os altri. Dona il sangue, avrà in cambio un sorriso. Diventa donatore abituale.
Iscriviti all'Avis Comunale di Nuoro. Ceramiche Fantasy, un nuovo modo di vivere la casa. Ceramiche Fantasy, dove il benessere incontra la vanità. Pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie. Tutto delle migliori marche. Punto vendita Cera Sarda. Ceramiche Fantasy, lo stile che arreda la tua casa. Sichinisos allenamento ordesu nugur in simpiantu sportivo de Pratta Veneto Sorio Cadores e sunu traballande meda pensando a stagione chiata a cominciare vrapacos allenatore Bernardo Mereu annau d'essere contento mannu desimpinnu de Sorio Cadores che sono sichinde china pricusas esercitazioni atleticas e tecnico-tatticas s'obiettivo è scussu de essere prontos pros avviu de su campionato che vieti su nugoro in tre esasi squadra favoriasa e questo però è non che narrere chiata essere facile casa scusa concorrenza Ermeda è pronta a gherrare azza pro azza. Portocorallo Salighere San Teodoro su una maniera organico de primore proprio prova che speleare son nugoresoso e la società de procusso a posta a disponimento des allenatore Zovanor de Calidade Mereu e straballande pro lo sponne sparisi e pro ponne spari finza sorrepartoso pro dare a si squadra unu iuque a custu servini sa amichevoles programmata sa chi viene su nugor in Pinnau Zappadu in Biti e Iovia chi veniti impattata e questa avvitis ultima nova desu telediario per questo zero nos amusu a torare a Biescrasa. Adiosu.